Questa commedia voi l'avete già presentata lo scorso anno a Catania, è stato talmente tanto il successo nel Teatro Stabile di Catania che poi hanno deciso di portarlo in giro per l'Italia. So che la Sardegna vi ha regalato tante emozioni, ma soprattutto Sassari, e quindi questo teatro, il Teatro Verdi. Ecco, stavo dicendo proprio questo, noi stiamo venendo, siamo reduci da Cagliari dove c'è stato un grossissimo successo, ma come quello di ieri sera qui a Sassari mai. Sembrava una commedia molto ma molto più comica di quello che è in effetti. Chiaramente non è una tragedia, che uno immagina Shakespeare un dramma, una tragedia, no, questa è una commedia, ha la solarità, il piacere della commedia, ma le risate che c'erano da parte del pubblico sono state veramente un ripagarci di tantissima fatica. Questo è uno scritto che può risultare sì molto comico, ma può essere anche uno scritto anche abbastanza serioso. Certo. Cioè, insomma, ma chi è che vince? La parte più seria o quella più comica? Dipende dagli attori, dal regista? No, non dipende né dagli attori né dal regista, dipende dallo scritto che ne ha fatto Shakespeare. Ci sono momenti di alto dramma che padre, soprattutto nel secondo atto, quando scopre questa cosa qua di cui le parlavo poc'anzi, per cui c'è tutta la scena del padre, della disperazione del padre nel secondo atto, che di grande dramma, bellissimo, e poi ci sono chiaramente gli alleggerimenti, perché il grandissimo Shakespeare sapeva perfettamente che in qualsiasi tragedia, in qualsiasi dramma è meglio mettere sempre dei personaggi nelle commedie di grande scarico di tensione, certo. E quasi in tutte le commedie, in tutti i drammi di Shakespeare, in Amleto, in Dodicesima notte, Molto rumore per nulla, ci sono dei momenti di grande comicità, perché lui da uomo di teatro sapeva perfettamente: devo fare piangere la gente, ma c'è un momento in cui devo scaricare. Non me ne resta abbastanza per dichiarare. Chiedimi di fare qualunque cosa per te. Uccidete Claudio. Ma neanche per tutto l'oro del mondo. Rifiutando, uccidete me. Addio. Aspetta, Beatrice. No, non ci sono più, anche se mi vedete. Non c'è ombra d'amore in voi. No, vi prego, lasciatemi andare. Beatrice. No, voglio andare, vi dico davvero. Prima facciamo la pace. È più comodo fare la pace con te che affrontare il mio nemico, vero? Il momento, quello in cui lei si diverte di più. Lei immagini adesso, insomma, faccia finta che la nostra televisione, questa telecamera sia il suo pubblico. Lei guarda questo pubblico, sì, che è il pubblico tra l'altro di Antenna 1, in questo caso, e dice la battuta quella che più gli piace. La battuta, come le sto dicendo, è la tenuta del personaggio nel secondo atto, quando scopre questa figlia, quando dice io ti ho amata, Scusi, io ti ho amato, me lo dica lì davanti a te. Ti ho amata, ti ho adorata e tu mi ripaghi così, io ti ucciderei, figlia mia, ti ucciderei, non vivere ero, perché ti ucciderei io stesso con le mie mani. Governatore, non pianga, la prego. Grazie, lei è molto gentile. Avrò modo magari tra il primo e il secondo atto di rincontrarci se ci fa questo onore, d'accordo? Bene, con piacere. Ci vediamo dopo. Io vado a visitare gli altri attori, Perfetto. Ci vediamo dopo. Grazie. Arrivederci. Io sono innamorato di Ero. Ma innamorato brutamente. Però tu mica sei niente male. Grazie. Io sono pazzo di Ero. Però tu non sei niente male, sai? Io ero. Ora sono io. Però ero. Come si chiama lei la... Ero. Aspetta, lei la ragazza che tu stai... Ero. Ma mica è vero. Ma quando mai ero innamorata di Claudio che va a credere una cosa del genere? Ma, cioè, vedete, bisogna essere proprio pazzi.